a lodare il nostro meraviglioso Signore. Padre Santo, Dio d'amore, ancora in questo momento veniamo a te nel nome di Gesù Cristo. Vogliamo ringraziarti, oh Padre, vogliamo benedirti per l'onore, il privilegio, Signore, che tu ci doni ancora in questo momento, oh Padre, di venire alla tua presenza. E ti preghiamo ancora in questo momento, Signore, stendi la tua mano su ogni richiesta di preghiera, Signore, possa tu intervenire nei bisogni del tuo popolo, Padre. E ancora in questo momento, Signore, applichiamo il sangue di Gesù sulle nostre vite affinché siamo imbiancati e purificati mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà, sia legato nel nome di Gesù Cristo. E a te, oh Padre, vogliamo dare tutta la lode e la gloria che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen, alleluia. Innalziamo il Re di gloria, amen. Alleluia. A te la gloria, Signore. A te l'onore, Gesù, alleluia. Meraviglioso sei, oh Padre. Tua parola dice che tu sei me, Signore, e quando io ti sento che tu chiami il nome mio, nella tua presenza mi hai chiamato a te, e a te tua parola dice che tu sei me, Signore, e quando io ti sento che tu chiami il nome mio, nella tua presenza io mi rinnoverò. Celebra, perché ho visto la grandezza del tuo nome, perché ho visto la grandezza del tuo nome. E ci rallegriamo, Signore, di stare nella tua presenza. E lo vogliamo fare ancora dando a te tutta la lode, perché tu e te appartiene. Lodate l'Eterno, voi nazioni tutte. Celebratelo voi popoli tutti, poiché grande è la sua benignità verso di noi e la fedeltà dell'Eterno dura per sempre. Sì, Signore, la tua fedeltà dura in eterno e noi vogliamo ringraziarti attraverso l'adorazione, attraverso la lode. Vogliamo innalzare e glorificare il tuo santo e meraviglioso nome, Gesù. Alleluia. A te la gloria, Signore. A te la lode, Gesù. Alleluia. Innalza il Re di gloria. Amen. Alleluia.
io danzo nella tua maestà, finché il mio re verrà. Sei il mio Redentore, sei il mio Redentore, sei il mio Redentore, dillo, sei il mio Redentore, amen, sei il mio Redentore, 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 sei il mio Redentore. Alleluia. Sì, Signore, tu sei il mio Redentore. È in te, Signore, ho posto la mia fiducia e la mia speranza. E so per certo, Signore, che tu non vieni meno. La tua parola è verità, Signore. Tu ci porti avanti ogni giorno secondo la tua grazia e la tua misericordia. Io sono veramente il tuo servo, o Eterno, sono il tuo servo, il figlio della tua serva. Tu hai sciolto i miei legami, ti offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il tuo nome dell'Eterno. Invochiamo il nome dell'Eterno. Offri a Lui un sacrificio di lode questa sera. Apri il tuo cuore alla sua presenza. Egli è nel nostro mezzo. La parola dice che dove 2 o 3 sono radunati, io sono lì nel mezzo. Questa sera puoi chiedere a Dio di intervenire nella tua vita ed Egli lo farà. Se tu credi, vedrai la gloria di Dio. Lodiamo il Signore, amen. Diamo lode e gloria al nostro Signore, amen, alleluia. A te appartiene la lode, a te appartiene la gloria, Signore. Tu hai fatto i cieli e la terra, oh Padre. Nulla ti è impossibile, Signore. Alleluia. Mille generazioni in ginocchio ad adorare, canta la canzone dell'agnello. E chi ci ha preceduti e chiunque crederà canterà il canto dell'agnello. Il tuo nome È più alto il tuo nome, è più grande il tuo nome, e al di sopra di ogni nome, al di sopra di trono e potenza e dominio il tuo nome, e al di sopra di ogni nome canta gli angeli. dillo, Santo, canta il creato. Santo, tu sei innalzato. Santo, eternamente. Insieme noi cantiamo. Santo, cantiamo al Re dei Re. Santo, per sempre resterai. Santo, eternamente. il tuo nome Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di ogni nome, al di sopra di trono e potenza e dominio il tuo nome, e al di sopra di ogni
sopra di ogni nome, al di sopra di trono e potenza e dominio il tuo nome, e al di sopra di ogni nome canta gli angeli. Santo, canta il Creator. Santo, tu sei innalzato. Santo, eternamente. Insieme noi cantiamo. Santo, cantiamo al Re dei Re. Santo, per sempre resterai. Santo, eternamente. Alleluia. Sì, Signore. Il tuo nome è al di sopra di ogni altro nome, Padre. Nel tuo nome, Padre, c'è salvezza, c'è guarigione, c'è liberazione, Signore. Oh, Padre Santo, siamo onorati, Signore, di stare al tuo cospetto ancora in questa sera. E come è scritto nella tua parola, entrate nelle sue porte con ringraziamenti e nei suoi cortili con la lode. Celebratelo, benedite il suo nome, perché l'Eterno è buono e la sua benignità dura in eterno. Sì, Signore, la tua benignità dura in eterno. E noi siamo grati, Signore, perché non eravamo tuo popolo, Signore, e tu ci hai resi, Signore, tuo popolo. E ancora in questa sera, oh Padre, vogliamo ringraziarti, lo vogliamo fare attraverso l'adorazione. Siamo grati a te, Signore, per questo tempo meraviglioso che tu ci doni di stare alla tua presenza. Spirito Santo, io ti prego, ti supplico, Signore, a motivo del tuo amore e della tua parola, scendi nel nostro mezzo. Tocca i nostri cuori, Signore. Sana, libera e guarisci, papà. A te nulla è impossibile, Signore. E noi confidiamo, Padre, nel tuo amore, Signore. Adoriamo il Signore insieme, amen. Adoralo, adoralo, adoralo. Libera la tua mente e adoralo. Ricevi, ricevi nel nome di Gesù Cristo, alleluia. Oh. Prezioso ogni momento, tocchi il mio cuore, fai di me il tuo altare, portami nel tuo profondo, stringi la mano e non lasciarla più andare.
amore, so che senza te non vivo. Sei con me, C'è tormenta, il mio aiuto nella prova, mi hai tolto la tristezza, hai cambiato la mia vita, mi hai vestito col tuo manto, il mio capo hai unto, mi hai messa alla tua destra, come un padre mi ami e basta, sei con me se c'è tormenta, il mio aiuto nella prova, mi hai tolto la tristezza, hai cambiato la mia vita, mi hai vestito col tuo manto, il mio capo hai unto, mi hai messa alla tua destra, come un padre mi ami e basta. Come un padre mi ami e basta. come un padre, Gesù, Portami con te, dove solo io e te ci vivremo ogni momento. Ti amo mio papà, io dipendo dal tuo amore, so che senza te non vivo. Portami con te, dove solo io e te ci vivremo ogni momento. Ti amo mio papà, io dipendo dal tuo amore, so che senza te non vivo. Sei con me se c'è tormenta, il mio aiuto nella prova, mi hai tolto la tristezza, hai cambiato la mia vita, mi hai vestito col tuo manto, il mio capo hai unto, mi hai messo alla tua destra, come un padre mi ami e basta. Come un padre mi ami e basta. Padre mi ami e basta. Portami con te, Dove solo io e te ci vivremo ogni momento. fai salire la tua voce al cielo. Ti amo mio papà, io dipendo dal tuo amore, so che senza te non vivo. Senza te non senza te non Vivo. Proclamalo questa sera, dichiaralo questa sera: ti amo papà, senza te non vivo, sei tutto per me Signore, sei come l'aria che respiro Signore, senza aria non si può vivere, senza te non possiamo stare, oh Padre. Abbiamo bisogno della tua presenza nella nostra vita.
Abbiamo bisogno della tua guida, abbiamo bisogno della tua parola, abbiamo bisogno del tuo spirito, Signore. Oh Maestà, portaci avanti. Ogni giorno di gloria in gloria, di valore in valore. Permettici, Signore, di vedere il tuo braccio all'opera ancora in questo tempo. E ancora, Padre d'amore, come è scritto nella tua parola, che per le tue lividure, Signore, noi siamo stati guariti. Io proclamo e dichiaro guarigione sugli ammalati del tuo popolo nel nome di Gesù Cristo. Che ogni infermità, Signore, secchi nel nome di Gesù, a motivo della tua parola, Signore, a motivo del tuo amore, Padre. E ancora voglio pregarti, Signore, per queste richieste di preghiera. Voglio pregarti, Signore, per Iana, Signore, per il mal di stomaco. Signore, stendi la tua mano. Che queste infermità in questo momento secchi nel nome di Gesù Cristo, che qualsiasi sia la causa, ora, in questo momento, sia spazzata via nel nome di Gesù. E ancora Gabriele, Laura, Naomi, Giulia, ti preghiamo, Signore, per guarigione completa. Possa tu stendere la tua mano, Signore, possa tu portare a compimento l'opera che hai portato, che hai iniziato in questi cari fratelli, Signore, affinché la tua gloria si manifesti. Ancora Federica per gli esami, ancora Donato e Raffaele, Francesco, Gianni, Aldo per salvezza e liberazione. E ancora, Padre d'amore, vogliamo pregarti per Camillo, per Pasquale, per Vittorio, per Lello, per Andrea e quanti ne sono, Signore. A volte i nomi ce li dimentichiamo, ma tu non dimentichi nessuno, Signore. Tu sei il buono, papà, e ti preghiamo, Signore, intervieni con mano potente. Stendi la tua mano, Signore, perché il grido di aiuto, Signore, è grande, Signore. Ancora in questo tempo si innalza dal tuo popolo. Possa tu ascoltare ogni grido, Signore, che esce da cuori sinceri. Alleluia. Vogliamo ancora avere un momento di adorazione alla sua presenza. Alleluia. Alleluia. Dio è buono. Dio è buono. Amen. Non c'è nulla di impossibile. Niente è impossibile per colui che ha fatto i cieli e la terra. Ah, Signore, opera nel nostro mezzo, Gesù. Alleluia. Chiedilo al Signore questa sera. Voglio che mi sani le ferite. Oh Signore, ascolta il mio clamore. Sana le ferite. Sana le ferite. Sana le ferite. Sana le ferite.
sana le ferite ora, sana le ferite, ho bisogno di te. sana le ferite, sana le ferite, dammi nuove forze, dammi nuove Ho forze, bisogno di te. dammi nuove forze, dammi nuove forze, dammi nuove forze, Signore. Sì, Signore. Dacci forze fresche questa sera. E come diceva questo canto, tocca il suo manto questa sera. Ricordati dalla donna del flusso di sangue che disse appena tocco, solo se tocco la veste sarò guarita. Tocca la veste questa sera, perché la sua presenza è in questo luogo. Signore, ancora vogliamo mettere davanti al tuo trono le case famiglie, gli ospedali, le carceri, gli orfanotrofi. Signore, questi luoghi dove c'è tristezza e desolazione, oh Padre, stendi la tua mano, usa i tuoi strumenti affinché la tua parola, Signore, possa essere predicata anche in questi luoghi e possa portare salvezza e guarigione, oh Padre. E ancora, Signore, vogliamo ringraziarti per l'onore e il privilegio ancora che tu ci doni in questa sera di stare alla tua presenza. E ti preghiamo, Signore, come è scritto nella tua parola, oh Dio, quanto è preziosa la tua benignità. Perciò i figli degli uomini si rifugiano sotto l'ombra delle tue ali. Essi si saziano dall'abbondanza della tua casa e tu li disseti al torrente delle tue delizie. Poiché presso di te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce. Signore, questa sera ti preghiamo, parla ai nostri cuori attraverso la tua santa e meravigliosa parola, oh Padre. Ti preghiamo, ungi le labbra e il cuore del tuo servo, Signore, ma soprattutto che i nostri cuori si aprano affinché questo seme santo che scende dal cielo possa entrare in profondità e portare quel frutto, Signore, che tu desideri in ognuno di noi. E a te ancora in questo momento, Signore, diamo tutta la lode e la gloria che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Se c'è qualcuno che vuole testimoniare per la gloria di Dio, lo possiamo fare in questo momento. Amen. Se non c'è nessuno, vogliamo prendere anche l'offerta. Amen. Ci prepariamo per l'offerta? No, c'è una testimonianza, va bene. Pace a tutti. Allora, prima quando eravamo in adorazione, il Signore mi ha fatto vedere, tipo, sembrava una pietra da lontano, però lo Spirito mi sussurrava e mi diceva: se avreste fede quando un granello di senape, direte a quel monte spostati e gettati nel mare. Io credo che in questo tempo i figli di Dio, io l'ho presa in primis per me, perché a volte viviamo delle situazioni, dei combattimenti dove a volte facciamo siamo un po' un piede dentro, un piede fuori, oppure magari diciamo vabbè, questa cosa non vado in chiesa, oppure ci vengono, credo, dei momenti dove pensiamo e diciamo ora mollo tutto. Però in questo tempo, oltre a quello che il Signore mi ha sussurrato prima, mi faceva comprendere anche dopo il canto voglio toccare il tuo manto. C'è un passo dove mi sta accompagnando ultimamente, dove la donna dal flusso di sangue, lei aveva perso tutte le speranze, però l'unica era Gesù. Lei disse: se solo tocco, non disse, no, aveva quella fede dove se solo tocchi il lembo io sarò guarita. Allora lei ha sorpassato quella folla e io mi immedesimavo in quel passo. A volte nella nostra mente ci sono tanti affollamenti, tante preoccupazioni, tante situazioni. Allora a volte non dobbiamo avere lo stesso problema della donna, il flusso di sangue, ma possiamo avere la problematica di un figlio, una problematica di un lavoro, una problematica di una malattia. Ognuno di noi ha la sua problematica.
Però il Signore mi diceva, fai come la donna dal flusso di sangue, supera quella folla, la folla della mente, perché la mente è un campo di battaglia. La mente mette dei paletti dove la fede viene in azione subito, mentre la mente ti fa bloccare. Iniziano le paure, ma se lo faccio veramente succede? Sì, perché come è successo alla donna dal flusso di sangue, che se solo, lei diceva nel suo cuore, se solo tocco la veste io sarò guarita, e Gesù disse la tua fede ti ha salvata. Quindi qualsiasi problematica avete, affidiamoci nelle mani di Dio in ogni tempo, nella tempesta e nel sole, perché Dio è al nostro fianco, non ci lascia e non ci abbandona mai. E usiamo quel piccolo granello di senape, quel piccolino che è minuscolo, ma possiamo avere quell'autorità. Noi abbiamo l'autorità di sconfiggere ogni nemico, ogni cosa è sottoposta ai nostri piedi, perché Dio ci ha dato l'autorità, non lo dimentichiamo. Non guardiamo il problema enorme, ma guardiamo Cristo, perché Cristo è al di sopra di ogni cosa. Dio vi benedica. Alleluia. Amen. Ci prepariamo per l'offerta, vogliamo anche prendere l'offerta. Amen. Alleluia. Signore Dio, ancora in questo momento veniamo a te nel nome di Gesù e vogliamo, Signore Dio, donare a te questa offerta, Padre, che andiamo con tutto il nostro cuore, Signore, perché vogliamo dare per l'avanzamento del tuo regno, Signore. Ti preghiamo ancora di benedire il tuo popolo, la tua eredità, Signore. Prenditi cura, oh Padre, di chi ne ha il bisogno. E a te diamo tutta la lode e la gloria in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Fu dal principio quando io cercavo te, fu dal momento che alzai gli occhi al cielo, fu da quel giorno quando sola mi incontrai, quando il tuo sguardo si fermò in me, seppi che mi amavi, lo capii, e seppi che cercavi più di me. Da molto tempo mi chiamavi, risposi sì, seppi che mi amavi, anche se lontano me ne andai a vivere, ma con un bacio e con amore mi regalasti il tuo perdono, ora sei qui. Mi amavi, lo capii, e seppi che cercavi più di me. Da molto tempo mi chiamavi, risposi sì, seppi che mi amavi, anche se lontano me ne andai a vivere, ma con un bacio e con amore mi regalasti il tuo perdono, ora sei qui. Ma con un bacio e con amore mi regalasti il tuo perdono, ora sei qui. Alleluia. Amen. Il Signore è qui. E vogliamo anche ascoltare ciò che ha messo nel cuore del suo servo questa sera. Sicuramente Dio parlerà ai nostri cuori. Amen.
Alleluia. Pace a tutti e pace a quanti ci seguono da casa. È sempre una gioia essere nella casa di Dio. E in questa sera io voglio condividere con voi un passaggio della parola di Dio che già ho condiviso sabato, anche se non sarà per sommi capi lo stesso, però vi voglio parlare di questo, meditare insieme a voi di questo passaggio che troviamo in Geremia 28. Mi scusi la regia, ho dato dal 10 al 17 mi sembra, però vorrei iniziare sempre dal capitolo 28, ma dal primo versetto. Forse è più giusto fare così. Quindi Geremia capitolo 28, leggiamo dal primo versetto. Se abbiamo preso, vogliamo anche pregare insieme. Alleluia, Signore. Padre, a te tutto l'onore e la gloria, Signore. Noi in questa sera, Padre, siamo qui nella tua casa, alla tua presenza, papà, per ascoltare, per veramente mettere nel nostro cuore, Signore, tutto quello che tu vuoi dirci, Signore. Perché noi vogliamo che questa parola, Signore, che tu ci doni, Signore, veramente ancora in questa sera possa scavare un solco profondo nelle nostre vite e darci ancora intendimento quale sia la tua volontà in questo tempo. Ti ringraziamo con tutto il cuore, Signore, per come ci dai l'opportunità, la grazia, il privilegio di poterla meditare, e ti ringrazio personalmente per questa opportunità, pregandoti sempre, Signore, che sia il tuo Spirito a guidare le mie labbra e il mio cuore, affinché ogni cosa che dirò non sia mia, Padre, ma che scenda dall'alto per, Signore Dio, dare al tuo popolo e a me stesso, Signore, tutto quello che è nella tua volontà. Io ti ringrazio, Padre, con tutto il mio cuore, e lo facciamo tutti insieme in quell'unico nome, che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Leggiamo quindi, fratelli cari, dal primo versetto da Geremia, capitolo 28. In quello stesso anno, all'inizio del regno di Sedechia, re di Giuda, nell'anno quarto, il quinto mese, avvenne che Anania, figlio di Azur, il profeta che era di Gabaon, mi parlò nella casa dell'Eterno, in presenza dei sacerdoti e di tutto il popolo, dicendo: così dice l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele, io spezzo il giogo del re di Babilonia entro 2 anni e farò ritornare in questo luogo tutti gli arredi della casa dell'Eterno che Nabucodonosor, re di Babilonia, prese da questo luogo e portò a Babilonia. Ricondurrò pure in questo luogo, dice l'Eterno, Jeconia, figlio di Joachim, re di Giuda, con tutti i deportati di Giuda che sono andati in cattività a Babilonia, perché spezzerò il giogo del re di Babilonia. Allora il profeta Geremia rispose al profeta Anania in presenza del sacerdote e in presenza di tutto il popolo che si trovava nella casa dell'Eterno. Il profeta Geremia disse: Amen, così faccia l'Eterno. L'Eterno mandi ad effetto ciò che hai profetizzato, facendo tornare da Babilonia in questo luogo gli arredi della casa dell'Eterno e tutti quelli che sono stati portati in cattività. Tuttavia ascolta ora questa parola che sto per dire ai tuoi orecchi e agli orecchi di tutto il popolo. I profeti che vennero prima di me e prima di te, fin dai tempi antichi, profetizzarono contro molti paesi e contro grandi regni, guerra, fame e peste. Il profeta che profetizza pace, quando la sua parola si adempirà, sarà riconosciuto come vero profeta mandato dall'Eterno. Allora il profeta Anania prese il giogo dal collo del profeta Geremia e lo spezzò. Quando Anania parlò alla presenza di tutto il popolo dicendo: così dice l'Eterno, in questo modo io spezzerò il giogo di Nabucodonosor, re di Babilonia, entro 2 anni dal collo di tutte le nazioni. Il profeta Geremia se ne andò per la sua strada. Dopo che il profeta Anania ebbe spezzato il giogo dal collo del profeta Geremia, la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia dicendo: vai e di ad Anania, così dice l'Eterno, tu hai spezzato dei giochi di legno, ma al loro posto ho fatto dei giochi di ferro. Così infatti dice l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele, io metto un gioco di ferro sul collo di tutte queste nazioni perché servano Nabucodonosor, re di Babilonia, ed esse lo serviranno. A lui ho pure dato gli animali della campagna. Poi il profeta Geremia disse al profeta Anania: ascolta Anania,
l'Eterno non ti ha mandato e tu hai indotto questo popolo a confidare nelle menzogne. Perciò così dice l'Eterno: ecco, io ti scaccerò dalla faccia della terra, quest'anno morirai perché hai parlato di ribellione contro l'Eterno. Il profeta Anania morì quello stesso anno, nel 7° mese. Fin qui la parola di Dio, anche se dopo prenderò qualche altro versetto. Vedete, inizia la parola di Dio con il 5° mese e poi finisce con il 7° mese, perché in questi 2 mesi avviene qualcosa di particolare. Si adempie una profezia che Geremia aveva fatto, cioè la morte di questo falso profeta. Ma andiamo un po' dall'inizio di questa parola. Vedete, la parola di Dio è meravigliosa, perché a volte noi, come posso dire, sottostimiamo perché il Signore scrive dei tempi, dei mesi, degli anni, proprio per farci comprendere che la sua parola, quando è arrivato il tempo che Lui ha stabilito, che Lui ha detto, ha profetizzato, quella parola si adempie. Qui inizia il 5° mese, c'è questa storia particolare dove il popolo di Israele, per la sua ribellione, il Signore ha determinato il fatto che debba andare in cattività a Babilonia per essere corretto. Perché, fratelli cari, a volte noi siamo così restii ad essere corretti dal Signore che Dio debba usare con noi delle maniere un po' forti, perdonatemi, però è così, perché Dio ci ama. Io amo la correzione del Signore, perché so che se il Signore mi corregge, Egli mi ama e non mi lascia briglie sciolte così, non mi lascia sbagliare, ma mi riprende, come un papà prende i suoi figli quando sbagliano. Siamo genitori un po' tutti, conosciamo che quando i nostri figli sbagliano, cerchiamo in qualche modo, o con modi forse un po' più morbidi, ma anche forse a volte meno morbidi, cerchiamo di riportarli e fargli capire che quello che hanno fatto, quello che stanno facendo è sbagliato. Così Dio fa con noi, fratelli cari. Dio faceva così con il suo popolo, perché Dio amava questo popolo, l'aveva tratto fuori dalla schiavitù d'Egitto come ha tratto noi. E cosa pensate? Che se il Signore ci ha tratto fuori dalla schiavitù che vivevamo tutti, ci lascia andare così? No, fratelli cari, Dio è l'Iddio che è nostro Padre e si prende cura di noi. E a volte, anche se la riprensione di Dio, quello che noi non vogliamo mai ricevere nella nostra vita, è qualcosa che consola il nostro cuore. E qui Dio sta facendo la stessa cosa. Proprio perché questo popolo è ribelle, si è rivolto di nuovo all'idolatria, ha lasciato, le vie del Signore, le sue leggi, i suoi statuti, Dio in qualche modo deve recuperare questo popolo. E ha mandato il suo profeta, ha mandato i suoi profeti anche nei tempi più antichi, perché abbiamo letto, dice Geremia, che le profezie che sono state fatte nel passato si sono avverate. Quindi parla dei padri, degli altri profeti che erano venuti prima di lui. E qui Geremia, chi conosce un po' la storia di questo ragazzo, perché lui era un ragazzo quando è stato chiamato dal Signore, fratelli cari. Quando lo chiama il Signore dice: ma io sono un giovane. E dice il Signore: io ti manderò non solo al mio popolo, ma alle nazioni, per sradicare e per abbattere, ma anche per piantare e costruire. Quindi è un profeta, fratelli cari, dalla faccia di bronzo, dice la parola, dalla faccia dura, nel senso che lui deve andare a volte contro delle situazioni, dei sistemi, dei regni, dei re, che purtroppo lo rendono quasi, come posso dire, piccolo di fronte a ciò che deve affrontare, ma lui ci va, perché lui riceve la parola di Dio, fratelli cari, quella parola che è stata data anche a noi. Anche a noi tante volte incontriamo difficoltà nel annunziare la parola di Dio, perché ci confrontiamo contro le autorità, ci confrontiamo contro il sistema di questo mondo e ci ostacolano, fratelli cari, e non è semplice, però ciò che Dio ha messo nel nostro cuore noi non possiamo tenerlo per noi, perché arde il nostro cuore, fratelli cari, il nostro cuore arde per testimoniare di questa grazia meravigliosa che è toccata la nostra vita. In questo passaggio della parola di Dio, Dio ha decretato che questo popolo deve essere corretto, recuperato, e Dio ha progettato che debba andare in cattività a Babilonia. È come se Dio in qualche modo mi parlasse, il mio cuore dice, anzi, io penso che Dio lo faccia, ci avverte, dice: guarda, sarà un anno dove tu attraverserai una tempesta, ma io sono con te.
Io non so a chi accade questo, però Dio è colui che a volte permette determinate cose, ma non perché Egli non ci ama o vuole affliggerci più di tanto, ma perché Egli vuole portare del beneficio alla mia e alla tua anima. Perché Dio ci ama e ci corregge e vuole farlo con questo popolo, fratelli cari. Difatti manda il suo profeta Geremia a dire che questa cattività è alle porte. Il popolo, se si sottomette al re Nabucodonosor, andrà in cattività per alcuni anni. Tornando da questa cattività, io non so chi sa un po' questa storia, Dio farà attraverso questa cattività, questa schiavitù di circa 70 anni, farà qualcosa di meraviglioso. Questo popolo, quando tornerà da Babilonia, leggete gli scritti dopo Geremia, non sarà più un popolo idolatra, farà altre cose negative, altri peccati, ma non sarà più un popolo idolatra, cioè non si rivolgerà più ad altri dei come faceva fino a questo tempo. Ha imparato a non essere idolatra. Vedete, a volte la correzione di Dio ci è voluto, ma vedete, quando arriva la correzione di Dio non è che tutti abbiamo un bel sorriso sulle labbra, perché noi ci aspettiamo, quando veniamo nella casa di Dio, fratelli cari, sempre delle belle parole, no? Il Signore ci benedice, il Signore ci ama, il Signore ci aiuta, il Signore provvede, il Signore ci fa grazia, il Signore ci perdona. Certo, Dio è questo, Dio è un pieno d'amore, è un Dio d'amore, e certo è anche questo. Però se riceviamo una parola di correzione da parte di Dio, mi sembra che cominciamo un po' a girarci intorno, a scuotere il capo, e dice, ma forse, non lo so, sta parola forse non è così, fratelli cari. Io dico sempre, quando il Signore mi riprende, io ringrazio Dio, perché forse sto attraversando un momento particolare della mia vita che non riesco forse a comprendere quale sia la sua volontà in quel tempo. E io amo quando il Signore mi corregge. Certo, vi dico anche questo, che quando il Signore ti corregge ti fa anche soffrire, ma quella sofferenza ti fa del bene. Nessuno vorrebbe soffrire, però c'è anche questo, perché c'è anche questo, perché papà, e io so che papà ci ama, io so che papà ci ama, fratelli cari. Questo non deve mai dipartirsi dal nostro cuore, qualsiasi cosa possa accadere nella nostra vita, io so che papà mi ama e non farà mai niente di male per me, ma so che tutto quello che egli permette nella mia vita mi fa del bene. Noi dobbiamo, fratelli cari e sorelle, vivere con questo pensiero nel cuore. Amare papà indistintamente quale sia la problematica, l'afflizione che sto vivendo. Io ho fiducia di papà. Non è che papà si distrae ad un certo punto della mia vita e quando attraverso delle difficoltà so che papà è distratto. No, papà non è distratto, fratelli cari. Papà è attento. Papà veglia sulla mia vita e io sono fiducioso che papà sta facendo cose meravigliose per me. Allora, tornando alla parola di questa sera, fratelli cari, non ci distraiamo, sono bambini. Ma tornando alla parola di questa sera, accade la stessa cosa. Perché, fratelli cari, Geremia porta questa notizia al popolo di sottomettersi con serenità e andare in schiavitù, ma dice la parola di Dio che c'è un altro profeta che viene da Gabon, non viene da Gerusalemme, viene da una cittadina un po' distante da Gerusalemme, anche lui è un profeta, ma lui è un falso profeta, fratelli cari, e oggi in giro di falsi profeti ce ne stanno tanti che profetizzano tutte belle cose. Ci sono venti di dottrina in questo tempo che ti profetizzano che tu puoi fare di tutto e di più, tanto alla fine il Signore è così buono che perdonerà tutti quanti. Ce ne sono tante, io ne ho elencato qualcuno così. È così. E questo falso profeta porta questa bella notizia. No, ma quando mai? Ma chi l'ha detto che il popolo di Dio debba andare in schiavitù? Ma non esiste proprio. Io invece ti dico, diceva il falso profeta, nella casa dell'Eterno, dice la parola di Dio, non in una piazza, ma nella casa di Dio, alla presenza di Dio, quest'uomo, questo falso profeta profetizza parole che Dio non gli ha messo sulla sua bocca. E comincia a dire davanti al popolo, davanti ai sacerdoti, comincia a dire no, non è come dice Geremia. Voi non andrete in cattività perché entro 2 anni il Signore spezzerà questo gioco del re di Babilonia non solo su Israele ma su tutte le nazioni d'intorno. Che bella parola!
penso che il popolo abbia gioito. Gloria al nome del Signore, il Signore ci libererà, il Signore non ci farà andare in schiavitù. E il popolo accetta, fratelli cari, perché è una bella parola, è una bella parola. Difatti dice la parola di Dio che Geremia all'ascolto di queste parole dice anche amen. Non lo so se lo prende in giro, forse si augurava che così doveva essere. Lui dice amen, dice forse Dio ha decretato veramente questa benedizione per questo popolo che ci libererà. Invece non è così, fratelli cari. Non è così, perché Anania dice la parola di Dio e dopo abbiamo letto che Geremia sicuramente si era presentato nella casa di Dio senza parole, perché dice la parola di Dio che lui prende un gioco. Voi sapete meglio di me, vivete in queste zone dove forse ancora oggi chi va per le campagne è questa arnese di legno, questo attrezzo che si mette sui bui per arare i campi. È un attrezzo di legno che legato a delle funi c'è l'aratro e quindi si comincia a solcare o a dissodare un po' il terreno. E quindi Geremia si presenta lì, fratelli cari, senza parole, c'ha questo gioco sulle spalle di legno e sta lì senza parlare, perché quel gioco rappresentava proprio la parola dell'Eterno senza parlare. Ma ad un certo punto, fratelli cari, Anania dice la parola di Dio, prende questo gioco dalle spalle di Geremia, lo butta per terra e lo spezza. E io mi ricordavo, fratelli cari, perdonatemi, di un gioco che noi andremo a leggere nella parola di Dio, che noi troviamo in Matteo capitolo 11, il versetto sono il 29 e il 30. Qui c'è un gioco di legno, dice la parola di Dio, e quando viene spezzato questo gioco di legno il Signore dirà che poi questo gioco non sarà più di legno, quindi molto malleabile, molto leggero, ma sarà di ferro. Ma in questa parola, vedete che cosa ci dice Gesù? Dice questa parola, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime, perciò il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Il gioco, fratelli cari, che il Signore ci ha messo sulle nostre spalle è un gioco leggero, dolce, dice la parola di Dio, perché non ci porta sofferenze, non ci porta lividure, non ci porta ferite, ma ci porta gioia. Prendere il gioco di Cristo sulle nostre spalle significa vivere alla presenza di Dio, nella gioia del Signore, sapendo che Dio non appesantisce le vite dei Suoi figli, come cercavano di fare i farisei in quel tempo, cercando attraverso la legge di opprimere la vita del popolo di Dio. Ma dice il Signore, imparate da me. Noi dobbiamo imparare da Gesù, fratelli cari, perché la vita di Gesù è vero che, alla fine lui è ritornato al Padre nella sua gloria, ma la vita di Gesù, anche lui ha dovuto trascorrere un percorso, ha fatto un percorso, fratelli cari, e il percorso di Gesù non è stato un percorso semplice. Sapete il percorso del Signore, dove pur avendo fatto tanti miracoli, segni, prodigi, dove aveva fatto sempre del bene alle folle, le folle alla fine gli hanno voltato la faccia, l'hanno ingiuriato, l'hanno offeso. Eppure il Signore dice vicino a noi, imparate da me. Noi dobbiamo imparare, fratelli cari, che il gioco di Cristo non è pesante come qualcuno dice. Il gioco di Cristo è un gioco leggero, dolce, che è facile da portare, fratelli cari. Sapete perché? Perché non hai quel gioco pesante che vuole schiavizzare la tua vita. Egli, quel gioco, attraverso il gioco di Cristo, è venuto a liberare la tua vita. Perché il carico è leggero, la sofferenza, le difficoltà e tutto ciò che concerne, come posso dire, la durezza della vita, l'ha portata Gesù. A noi ci ha donato un gioco leggero, sopportabile. Ma tornando alla parola di Dio, oggi non è facile, fratelli cari, non è facile, perché il popolo non vuole ascoltare, non vuole udire ciò che il Signore vuole dirci. Vogliamo ascoltare tutte belle parole. E anche se in questo tempo io non so che cosa possa accadere alla tua vita, io so quello che sta accadendo alla mia, e vi posso dire che laddove ci sono delle gioie, ci sono anche dei dolori. E tu a volte potresti dire, Signore, ma come? Ma questa vita sempre costellata di gioie e dolori. È così, fratelli cari.
Ma ciò non significa che non possono arrivare delle notizie non buone alla mia vita. E che cosa succede? Che io mi prendo tutte le buone cose che il Signore, e in questo caso non è il Signore, è il falso profeta. Perché dice la parola di Dio che il falso profeta ti mette tutte le cose belle su un piatto d'argento e ti dice: guarda, ma che vale la pena? Stasera forse ha sussurrato a qualcuno di voi e ha detto: ma che vale la pena andare di nuovo nella casa di Dio? Tu c'hai 3000 problemi nella tua casa, ma dove vai? Questo è il falso profeta, fratelli cari, che pensa di offrirti qualcosa di meglio con delle belle parole. E noi tante volte siamo attenti ad ascoltare queste belle parole, perché la parola di correzione noi non la vogliamo ascoltare. Ascoltiamo la parola di correzione, fratelli cari, perché Dio ci ama di un amore grande. In questa parola noi abbiamo visto che Geremia, sapete che cosa ha fatto di fronte a questa notizia? Di fronte ad un popolo che in qualche modo l'aveva rigettato come profeta, perché erano nella casa di Dio, davanti ai sacerdoti, ma davanti a tutto il popolo, fratelli cari. Pensate un po', il profeta dell'Eterno che parlava ai re e alle nazioni, ad un certo punto di questa profezia falsa, di questo falso profeta, nella casa di Dio, di fronte al popolo, di fronte ai sacerdoti, fa un passo indietro. E forse noi nemmeno questo abbiamo imparato nella nostra vita. Perché quando noi ci sentiamo attaccati, quando ci sentiamo forse che il falso profeta, forse il nemico, ha la vittoria sulle nostre vite in quel momento, noi scalpitiamo, fratelli cari. Io non posso indietreggiare, io devo ribattere, devo fare una discussione, io devo dire che ho ragione, io devo dire che la parola che Dio mi ha dato è la verità. Ma io non scorgo questo nella parola di Dio, fratelli cari. Geremia era un profeta, ma un profeta veramente di alto rango, un uomo che ha subito continuamente pur di portare la parola di Dio al suo popolo, ma non indietreggiava. Ma in questo caso, di fronte a una falsa profezia al nemico, perché era il nemico lì nella casa di Dio che stava profetizzando ciò che non era da parte di Dio, lui fa un passo indietro, non si lamenta, non dice: io sono il profeta dell'Eterno. Lui fa un passo indietro. Noi dobbiamo imparare, fratelli cari, a non farci giustizia da noi stessi. Noi tante volte, quando siamo attaccati o ci troviamo in mezzo a delle situazioni, delle folle, forse in certi contesti particolari, noi ribattiamo, continuiamo a ribattere perché vogliamo avere ragione. E forse litichiamo anche, alziamo anche un po' la voce. No, non funziona così, fratelli cari, non funziona così. Funziona che Dio mi dà una parola e io la do, ma se non trovo l'uditorio di ascoltare quella parola, io faccio un passo indietro. E questo, fratelli cari, non significa essere sconfitti. No, non significa essere sconfitti, fratelli cari. Vedete, Geremia sembrava sconfitto di fronte a quel falso profeta e di fronte alle folle. Sembrava sconfitto, fratelli cari, ma non è così. Perché in quel momento, fratelli cari, il profeta Geremia è savio, è prudente, è sapiente. Un po' come il Signore Gesù. Quando qualcuno l'ha oltraggiato, l'ha giudicato, l'ha offeso, lui non ribatteva parole, fratelli cari. Si è ritirato. Il suo silenzio è un silenzio savio, sapiente, prudente. Si ritira. Ma si ritira dove, fratelli cari? Si ritira da qualcuno che forse vuole spalleggiare il suo comportamento o la sua parola. No, fratelli cari, io non posso ritirarmi o farmi scudo sulle folle o sugli altri, che qualcuno mi sostenga di quello che io dico. Io mi ritiro, fratelli cari, e ho fatto sempre così. Ma Geremia è un esempio per tutti noi. Noi ci dobbiamo ritirare di nuovo ai piedi di Gesù, ritirare nella tua cameretta, ma non sentendoti sconfitto, non avendo quasi vergogna che di fronte alle folle forse il nemico ha primeggiato, no. Tu ritirati sapientemente in silenzio nella tua cameretta, non ti ostinare, ritirati ai piedi di Gesù. Geremia ha fatto così, fratelli cari, si è ritirato ai piedi del Signore in silenzio, savio, sapiente, prudente, ed ha aspettato. Questo è un tema dolente nelle nostre vite. E ha aspettato.
E ha aspettato che cosa, fratelli cari? E ha aspettato in preghiera sicuramente che Dio si rivelasse. Invece no, noi scalpitiamo, non aspettiamo che Dio si riveli di nuovo per darmi una parola nel mio cuore e nella mia vita. Cammino, corro, faccio, dico e faccio dei guai. L'uomo di Dio, la donna di Dio, fratelli cari, non è mai sconfitto, anche se sembra in apparenza una sconfitta quella, ma non lo è. Quando noi troviamo delle ostilità nella nostra vita, non ti sentire sconfitto di fronte al nemico, ritirati di buon ordine, ma ritirati in Cristo Gesù, ritirati in preghiera, chiudi la tua cameretta, chiedi a Dio. Non cercare di farti giustizia da te stesso, con le tue armi, la tua capacità, la tua intelligenza, di far prevalere quello che tu hai nel cuore. Tu ritirati, prega, stai ai piedi di Gesù. E vedi che come è arrivato con Geremia una rivelazione nuova, era la stessa in poche parole. Geremia sta lì, arriva di nuovo questa parola da parte di Dio e lui va di nuovo, fratelli cari, e questa parola si adempie. Ecco perché dall'inizio vi dicevo, questo capitolo parte con il 5° mese e finisce nel 7°, perché Geremia gli dirà a questo falso profeta che entro 2 mesi, non 2 anni come ha detto lui, che erano liberati dalla schiavitù di Babilonia, che entro 2 mesi lui avrebbe perso la vita. E così accade, fratelli cari. Allora, fratelli cari, noi dobbiamo imparare a stare ai piedi del Signore. E anche quando riceviamo forse delle offese, delle ingiurie, o forse pensiamo che il nemico in quel momento abbia avuto la ragione sulla nostra vita, ci abbia fatto un torto, ci ha fatto fare una brutta figura. Questa è la verità. Non scalpitare, non scalpitiamo, fratelli e sorelle, ma ritiriamoci in buon ordine ai piedi di Gesù e preghiamo. E nel tempo accettevole, fratelli cari, Dio si rivela. Nel tempo accettevole Dio mostrerà la sua giustizia, mostrerà quella parola che ti ha messo nel cuore, quale sia vera e quale non. Ma non farti giustizia da te stesso. Noi dobbiamo imparare, fratelli cari, come abbiamo letto in Matteo, quando il Signore ci dice imparate da me. Noi vogliamo imparare da Gesù, fratelli cari. Lui non litigava mai con nessuno, non ha cercato di farsi giustizia da solo, ma si ritirava sempre in buon ordine. E quando qualcuno ha cercato di ingiuriarlo, di offenderlo, dice la parola di Dio che lui non ha aperto bocca. Vedete, un po' come Geremia, è stato offeso davanti all'assemblea, nella casa dell'Eterno, e poi dice la parola, lui si è ritirato e non ha aperto bocca. È stato nel silenzio, è andato di nuovo ai piedi del Signore e il Signore ha parlato al suo cuore. Quindi in questo tempo, fratelli cari, non ti scoraggiare se tu pensi che il nemico abbia avuto la vinta sulla tua vita. Ma io dico il nemico, fratelli cari, che possono essere tante situazioni nella nostra vita. Forse è una malattia che è arrivata e tu pensi che quella malattia l'abbia vinta sulla tua vita. Forse è una notizia cattiva e pensi che quella cattiva notizia l'abbia vinta sulla tua vita. Ci possono essere tante situazioni, fratelli cari, che arrivano sulla nostra vita dai falsi profeti, dai menzogneri di questa vita, di questo mondo, che cercano di propinare delle belle parole, ma per portarci dove, fratelli cari? Fuori dalla volontà di Dio. Noi siamo amati da Dio perché siamo corretti da Dio. E se in questa sera il Signore ti sta dando una parola di amore, di correzione, ringrazia Dio. Se ti senti sconfitto in questa sera di fronte a una situazione che ti è accaduta negli ultimi tempi, tu ringrazia Dio. Non pensare di aver fatto una brutta figura. Che brutta figura? Uno pensa perché a volte siamo orgogliosi, che di fronte a delle situazioni mi sembra che il nemico l'abbia vinta sulla nostra vita, su una discussione, forse anche sull'annunciare la parola di Dio. Non sei stato sconfitto. Tu ti sei ritirato e continua a farlo e continua a pregare. Non ti scoraggiare, perché Dio ti farà giustizia. La parola di Dio si adempirà, fratelli cari. Non quello che dicono i falsi profeti o i venti di dottrina di questo tempo, che ce ne sono quanti ne volete.
Oggi purtroppo tutti predicano, che una volta che scegli il Signore tutta la vita è rose e fiori. Tutta la vita non è rose e fiori, fratelli cari. Perché il Signore ci ha detto che chi vuole seguire il Signore prenda la sua croce e mi segua. Ma la croce, fratelli cari, non è la croce che ha portato Gesù come qualcuno pensa. Io a volte ascolto delle persone e dico, oh Signore, ma la sta croce, un figlio forse un po' così sbandato o un'altra situazione. Non è quella la croce, fratelli cari. La croce è che noi dovremmo crocifiggere noi stessi ogni giorno. Questa è la verità. Noi a volte pensiamo che abbiamo un problema in famiglia, noi pensiamo che quella è la nostra croce, col Signore ci harà. Il Signore ci harà la croce. Il Signore ci dice di crocifiggere il nostro carattere, il nostro io ogni giorno per poterlo servire. E Geremia in questo caso, fratelli cari, ha fatto quello. Ha crocifisso un po' il suo carattere, quello che era, ma non perché si sentiva sconfitto. Perché lui si è rifugiato in Cristo Gesù, fratelli cari, è quello che dobbiamo imparare a fare noi. Noi ci dobbiamo rifugiare dietro al nostro Gesù. Ti rifugi dietro di lui e poi dici, Signore, fai tu, opera tu. Io sto lì ai tuoi piedi, prego, intercedo e aspetto. E Dio mostra la sua gloria, fratelli cari. Dio mostra la sua gloria nel tempo che lui ha stabilito. Come noi abbiamo letto in questa parola, perché alla fine questo falso profeta, fratelli cari, ha fatto la fine che ha fatto come la faranno tutti. Questo popolo andrà in cattività per 70 anni, sarà corretto e vi ho detto che imparerà a non peccare più di idolatria. Farà di tutte altre cose, ma non ci sarà più idolatria. Quindi ha imparato e Dio ha corretto quel popolo. Quindi il gioco, il messaggio che Dio voleva dare attraverso Geremia non era un gioco pesante, fratelli cari. Dio non ci ha dato, l'abbiamo letto, il Signore Gesù ci ha detto prendete e imparate da me, il mio gioco è leggero e dolce. Il gioco di Cristo è dolce e leggero, fratelli e sorelle, perché il gioco pesante, quello che gravava sulle nostre vite, l'ha spezzato il Signore. Quello sì. È quello che poi ha fatto Anania con Geremia. Ha preso quel gioco, l'ha spezzato e il Signore ha detto se questo era un gioco di legno io lo farò di ferro, che non si può spezzare. Allora impariamo, fratelli cari, non ti sentire sconfitto, ma vai avanti. Non farti giustizia da te, ma vai avanti. Quando tu ti indietreggi e recuperi la tua cameretta, la tua stanzetta, cioè la tua comunione con Dio, quello non è una sconfitta. Quello significa, Signore, io mi rifugio dietro di te, hai visto che ho subito, ho visto, è accaduto, io mi rifugio, Signore, ho fiducia che tu opererai per me, mi farai giustizia. E così funziona, fratelli cari, è Dio che fa le cose, è Dio che adempie la sua parola, è Dio, perché la parola nostra, fratelli cari, o dei falsi profeti, non si adempie, l'abbiamo visto nella parola di Dio. E quindi in questo tempo, fratelli cari, impariamo tutti noi a non essere a volte arroganti a fare delle cose, come posso dire, che vengono da noi stessi, perché forse abbiamo fatto una brutta figura, forse qualcuno ci ha offeso, forse qualcuno ci ha oltraggiato. No, succede questo, fratelli cari, perché quando ci troviamo a testimoniare delle cose di Dio, del Vangelo, della grazia dell'Eterno, noi non troviamo, fratelli cari, dei problemi. Troviamo persone che non ti vogliono ascoltare, troviamo persone che ti giudicano, che ti offendono. Ma quella non è una sconfitta. Non ti arrendere, continua a farlo. Continua a predicare l'Evangelo, ma soprattutto non farti giustizia da te. Rifugiati ai piedi del Signore. Quando ricevi dei giudizi, forse anche delle cattive azioni, rifugiati, indietreggia. E quella non è una sconfitta, è una vittoria. Perché noi ci rifugiamo dietro al Signore, sotto le ali dell'Eterno, dice un salmo. Io mi metterò sotto le ali del Signore ed Egli mi proteggerà. E Dio ci farà vedere la sua gloria se noi abbiamo questo tipo di comportamento come l'ha avuto Geremia, fratelli cari. Che pur essendo un profeta mandato da Dio, sembrava una sconfitta apparente, ma non lo è stata. E la tua non lo è. Anche se forse stai attraversando un momento difficile, o hai ricevuto forse dal tuo nemico qualche cattiveria, qualche offesa,
Dio ripagherà, Dio lo farà. Non lo faremo noi, ma lo farà il Signore per noi. Perché abbiamo imparato a dire: Signore, fai tu, io non voglio fare nulla, io vengo e sto ai tuoi piedi, mi nascondo dietro di te. E questo è quello che ha fatto Geremia e questo è quello che dobbiamo fare noi. Quindi non vi scoraggiate, fratelli cari, non vi scoraggiate quando ricevete delle offese o altro, non vi scoraggiate, andate avanti. Ma soprattutto in queste situazioni particolari della nostra vita impariamo di più andare ai piedi del Signore, aspettando che Egli si riveli al nostro cuore, che Egli ci parli. E stiamo lì, senza scalpitare, senza vedere che passa il tempo e forse questa apparente sconfitta va davanti. No, il Signore riparerà, ripagherà in modo abbondante. Quindi lascia stare, non vendicarti da te, non fare niente da te, ma rifugiati nel Signore e ne vedremo la sua gloria, fratelli cari. Impariamo perché il gioco di Cristo è un gioco leggero, dolce, e il gioco che il Signore aveva messo su questo popolo lo era. Era un popolo che il Signore amava e voleva correggere. Dio ci ama e noi vogliamo essere corretti da Lui. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli cari. Vogliamo ancora in questa sera rifugiarci ancora ai piedi di Gesù, tutti insieme. Nasconderci dietro alla veste di Cristo. Vogliamo di nuovo ritrovare forse in questo tempo quella cameretta che forse non c'è più. Ritrovala. La tua cameretta particolare, la tua cameretta dove tu incontri il Signore, la tua cameretta dove il Signore ti parla, la tua cameretta dove il Signore si rivela al tuo cuore. Ritrova quella cameretta. Il tuo silenzio non è una sconfitta, è sapiente, intelligente, è savio, è prudente, perché io so che il mio Signore opererà per me. Questo l'ho imparato, fratelli cari, e lo dobbiamo imparare ancora continuamente. Lascia fare al Signore nella tua vita. Tu prega solamente, chiedi a Lui e nel tempo che Lui ha stabilito mostrerà la sua gloria. Vogliamo fare un bel canto tutti insieme. Grazie papà, perché tu sei buono, Signore. Tu ci ami di un amore grande. Tu ci ami, Signore. E noi in questa sera vogliamo ancora ringraziarti, vogliamo adorarti e vogliamo stare ancora alla tua meravigliosa presenza, papà. Sapendo che il falso profeta, Signore, tu lo toglierai di mezzo. Il falso profeta scomparirà, morirà. Le cattive notizie che sono arrivate, tu le ribalterai, Signore. Il nemico che forse avevamo pensato che aveva vinto sulla nostra vita, non ci sarà più, perché il Signore interverrà con mano potente. Grazie papà, grazie Gesù, sei meraviglioso papà, a te la gloria.
sei il re degli oceani, e in pace sarò con te, oh Dio, quando la tempesta incomberà. Vogliamo dichiararlo insieme, alleluia. Io mi eleverò con te sul mare, Padre, tu sei re degli oceani, in pace sarò con te, oh Dio, in pace sarò con te, oh Dio, in pace sarò con te, oh Dio, in pace sarò con te, oh Dio. Alleluia, meraviglioso. Quando la tempesta arriverà, diceva il canto. E se in questo tempo, fratelli e sorelle, è arrivato il nemico e ha cercato in qualche maniera di darti una cattiva notizia, di portarti fuori dalla volontà di Dio, sappi che questo nemico il Signore lo toglierà di mezzo. Perché tu in questa sera hai avuto il coraggio, la forza di venire nella casa di Dio sapendo che è qui che tu troverai risposte, è qui che il Signore ha parlato al tuo cuore. Non ti sentire sconfitto di fronte al nemico, di fronte alla malattia, di fronte alla prova, all'afflizione, qualsiasi possa essere, perché il Signore lo toglierà di mezzo. Perché noi abbiamo imparato a rifugiarci nel Signore e a fare del Signore la nostra giustizia, il nostro aiuto, il nostro soccorso. E il Signore, fratelli cari, è un Dio meraviglioso. Mentre facciamo un canto, so che è stato chiesto a alcune sorelle di pregare, venite avanti, pregheremo, mentre facciamo un canto tutti insieme. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me Le mie battaglie, proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. in te, Dio. Io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te, Dio, Io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che senza. Tu sei il mio Dio, non dubito. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Gesù, Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. in te, Dio, In
sei la speranza del cuore mio. sei la certezza. Tu sei la certezza in un mondo che senza. Tu sei il mio Dio, non dubito. Tu sei la forza nella debolezza, Sei la speranza del cuore mio. tu sei la Certezza in un mondo che senza. Tu sei il mio Dio, non dubito. proprio quando sono qui con te, dillo, Tu vinci per me le mie battaglie. Gesù. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza Del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che senza. Tu sei il mio Dio, non dubito. sei Gesù, tu Sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Dillo, del cuore mio. Del cuore mio, tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che senza. Tu sei il mio Dio, non dubito. Tu sei il mio Dio, Non dubito. tu sei il mio Dio, Non dubito. tutti insieme. Tu sei il mio Dio, Non dubito. Alleluia, alleluia. Non dubitare mai dell'amore di Gesù verso la tua vita. Non dubitare mai, anche se attraversi difficoltà o tempeste, ma tu continua a credere, ad avere fiducia in Lui, ad andare avanti.
perché Dio ti darà la vittoria. Come abbiamo ascoltato in questa sera, il falso profeta, il nemico, scomparirà dalla tua vita ed egli ti libererà. Noi vogliamo continuare a pregare, fratelli cari, per questi nostri cari che chiedono preghiera per le loro vite dal web, e noi come Chiesa vogliamo stendere le mani e pregare per Vincenza, per la resa a Dio, la famiglia Maiella che chiede preghiera per figlio e genitore che si avvicinano al Signore, Ciro per conversione, Isabella per le sue finanze, Antonio per conversione, Gina chiede preghiera per lei e la sua famiglia, Nunzia per ansia. Signore, spezza quest'ansia ed è bella l'ansia dalla vita di Nunzia nel nome di Gesù. E ancora Raffaele chiede preghiera per essere scarcerato. Noi vogliamo ringraziarti, papà, con tutto il cuore, sapendo che queste preghiere, come le prime, queste, quello che arriveranno e quello che ancora rivolgiamo a te nel nome di Gesù, sono ascoltate nel cielo, papà. E sappiamo, Signore, che tu, Signore, operi e continuerai ad operare, Signore, verso questi cari che noi abbiamo presentati davanti al trono della grazia tua. Ti ringraziamo perché sappiamo che tu hai operato già. Ti ringraziamo, papà, ancora per questo giorno, per questa sera. Ti ringraziamo per la tua parola che ancora, Signore Dio, ci ha dato intendimento, Signore, che a volte sembrano sconfitte nella nostra vita, ma non lo sono. E tu vuoi, Signore, ci insegni che quando accade tutto questo dobbiamo imparare a rifugiarci ai tuoi piedi, perché tu opererai per noi, Signore. E noi ti siamo grati con tutto il cuore. Adesso ti chiediamo, papà, di accompagnarci alle nostre momentanee dimore, Signore. E se domani, Signore, ancora tu ce lo doni, aiutaci veramente ad essere come Geremia, quest'uomo, Signore, che di fronte a nessuna autorità ha indietreggiato un attimo, ma ha continuato a portare la tua parola, ha continuato a dire, Signore, quello che era nella tua volontà, anche se a volte questa parola sembrava dura, ma non lo è, perché tu ci ami di un amore grande e correggi coloro che tu ami, e noi siamo corretti da te. E ti ringraziamo in questa sera e ti benediciamo con tutto il cuore in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Dio ci benedica.